è stato bello vincere indipendentemente da chi ha segnato, chi non ha segnato, era per noi importante vincere. Poi oggi affrontavamo una squadra fortissima, forse è la candidata per vincere il campionato, quindi la gioia è enorme, soprattutto per i 3 punti, che era la cosa più importante per noi. No, dobbiamo rimanere con i piedi per terra. Sicuramente non ci dimentichiamo che veniamo da delle sconfitte 4-1, 4-0, quindi la vittoria di oggi era qualcosa di importante per iniziare il nostro cammino, ma il nostro campionato sarà sempre per una lotta per raggiungere la salvezza. Non cerchiamo altro, prima ci salviamo ovviamente e meglio è, ma l'unico obiettivo resta e rimane questo. Che prima potevamo fare di meglio, questo lo penso e ne sono convinto, però venivamo da un mese qua purtroppo a Mistretta c'è la festa, quindi non ci siamo allenati forse benissimo. Adesso stiamo entrando in condizioni, oggi la squadra devo dire che ha risposto bene, sono contento soprattutto per la prestazione e per la voglia che hanno messo tutti i ragazzi, da chi ha giocato dall'inizio, chi è entrato e chi è rimasto in panchina, che non ha fatto altro che incoraggiare i compagni e rimanere fino all'ultimo in partita, e infatti poi l'abbiamo riuscito a vincere. Sì, Alessio e Christian si stanno integrando bene, piano piano riusciranno ad entrare totalmente nei nostri schemi e in tutto quello che riguarda la nostra squadra. Poi voglio sottolineare che qua c'è un gruppo che è da un paio d'anni che sta assieme, siamo sempre gli stessi, quindi cercheremo in tutti i modi assieme e con l'unione di raggiungere questo obiettivo. Today, if you look at the game, we play all the game, but as the team we play, the team also it was a great team. But like we show them that at our home we can do it and we will continue to do it. As I'm sitting outside, I see like the boys are doing good. As me coach tell me like come in, then I also have to give whatever I have to give to the team so that we can win and have our 3 points. Yeah, like I do not start, I don't feel bad because we are all great players. Today I may not start, tomorrow I will start. Whoever start in the team, we all have to collaborate and support the team so that we can have our 3 points. That's the most important thing for me. No, like if coach give me more time, like I will love to give more to the team than like the minute I'm playing. But as for me, it's good. The most important thing is the 3 points. As we have that, it's good.